Allora, per completare un po' il discorso anche della conoscenza dell'acqua, parliamo anche di bollette, ai noi nota dolente. Allora, cominciamo prima un po' con lei. Qual è la problematica che spesso vi viene fatta osservare nelle serate di presentazione che avete, quando avete gli incontri aperti con il pubblico? Allora, spesso ci sentiamo dire l'acqua è cara, l'acqua costa tantissimo, ma quanto ci fate pagare di acqua? E spesso è anche gente che però poi va al supermercato e compra l'acqua in bottiglia. Perché non si fida Perché dice non si sfida perché c'è il residuo fisso di cui abbiamo parlato prima, infatti. chissà cosa sarà, fa malissimo, i misteri che ci sono. Senza magari poi rendersi conto che per comprarsi sei bottiglie dell'acqua spende €1, con €1 di acqua di rubinetto ne prende 1000 litri, cioè 1000 bottiglie da 1 litro, più o meno 850 dai per essere precisi, sì. no? Quindi prima di dire l'acqua costa bisogna un attimo vedere rispetto a che cosa. Non è che costa l'acqua, perché l'acqua di per sé non ha un valore, costa il trattamento, cioè prenderla, prelevarla, quindi ci vuole l'energia, la gestione di tutti i gestione, sistemi. la gestione, l'acquedotto, la manutenzione dell'acquedotto che deve essere funzionale sempre, giorno e notte, non ci devono essere blocchi, a pressione controllata. E dopo arriva ancora la parte più costosa, che è quella della depurazione. Perché è troppo facile prendere l'acqua della natura, bella pulita, e poi buttarla nel Brenta, sporca con tutto quello che abbiamo scaricato dentro. Non si può più fare perché siamo in troppi e andremo a distruggere il mare. Cioè, se si scaricasse direttamente nei canali, come si faceva una volta, l'Adriatico non ci sarebbe, o meglio, non si potrebbe più andare a fare il bagno. Quindi noi dobbiamo rispettare dei limiti sono poi i limiti di balneabilità del mare, ma sono i limiti di scarico nei fiumi, e per rispettarli servono i depuratori. Ogni comune deve essere allacciato ai depuratori, i depuratori costano, perché sono comunque degli impianti abbastanza complessi, ci vuole energia, ci vuole manodopera, ci vuole manutenzione, e qualcuno deve pagare la depurazione dell'acqua. Quindi quando si guarda il costo dell'acqua non è l'acqua, ma è tutto il servizio dal prelievo fino alla pulizia, perché è giusto che se io prendo un'acqua pulita la devo anche ridare alla natura più o meno pulita, perché poi i depuratori non la rendono potabile come l'abbiamo prelevata, però almeno fanno in modo che poi possiamo andare a farci il bagno a Caorle, a Jesolo, senza rischiare di trovarci dentro gli inquinanti che abbiamo buttato. Esatto. Assolutamente. Un altro aspetto comunque rilevante è la condizione delle condutture, no? Stavo per dirlo io, sì. Ecco, anche di recente, in quest'ultimo anno, ci sono stati degli aumenti nazionali. Ecco, apro sulle bollette dell'acqua, parentesi, appunto, non siamo noi di Etra che diciamo oggi l'acqua costa tot, ma sono delle regolamentazioni appunto nazionali, okay? Che comunque sono collegate anche alle direttive europee, che in base allo Stato e alla necessità appunto di manutenzione o di innovazione richieste dalla rete idrica del particolare territorio, che sia a nord, al centro o al sud, impone un certo tipo di tariffa. Faccio un esempio praticissimo: se dovessimo mettere in fila tutti i tubi del nostro acquedotto, del nostro territorio di Etra, solo il nostro, faremmo un chilometraggio di circa 5.000 km, come la distanza più o meno tra Padova e Mosca. Alcune tratte di questo acquedotto hanno 100 anni di età, quindi si parla di materiali vecchi, tecnologia vecchia, usura. Quindi si parla di dobbiamo assolutamente gestire tutti questi 5.000 km di condutture. Come è possibile? Solo facendo investimenti mirati e oculati. Okay? Un acquedotto che perde che cosa vuol dire? Vuol dire da una parte spendere energia per prendere l'acqua, portarla nell'acquedotto, e l'acquedotto che perde vuol dire perdere appunto, oppure appunto come accennava prima il collega, un acquedotto che va un po' un colabrodo vuol dire poter avere rischi di infiltrazione dall'esterno di materiale inquinante. Quindi quando appunto l'utente dice ma io pago la bolletta, anch'io pago la bolletta, ma perché? Perché poi questi soldi ritornano come investimento nel territorio. Un vantaggio per esempio di avere una società tipo Etra, insomma, quindi di carattere comunque pubblico, è il fatto che per statuto l'investimento che viene fatto deve ricadere nel territorio, quindi quello che l'utente mette poi ritorna comunque in territorio. Sono spesso investimenti che l'utente medio non vede, il depuratore a cosa serve, l'acquedotto a cosa serve, però alla fine noi diamo l'acqua per scontata, ma appunto a monte e a valle c'è un grandissimo lavoro di gestione da fare, un lavoro enorme che non abbiamo idea, che richiede chiaramente investimenti di energia.
Ecco. A proposito di questo, invitiamo anche gli utenti, spesso ci sono delle giornate di impianti aperti, cioè spesso una volta all'anno di solito facciamo la giornata impianti Andare a aperti. visitarli e scoprire. Venite a visitare gli impianti, che così la gente si rende conto di quanto è complessa tutta la gestione sia dell'acqua che anche dei rifiuti. Infatti passiamo anche alla gestione dei rifiuti, passiamo anche al progetto di educazione ambientale. Cominciamo, quindi penso che ci siano anche delle immagini, no, di supporto. Sì, abbiamo messo delle Allora, immagini. vediamo un attimo che cosa bisogna sapere adesso del mondo dei rifiuti, quindi diamo un po' un aggiornamento. Allora, un dato veloce. A testa produciamo in media, qui dalle nostre parti in Veneto, attorno ai 440 kg di rifiuti all'anno. Quindi vuol dire un chilo e qualcosa, 1,5 kg a testa al giorno. A testa? A testa al giorno. Che è una grande quantità di materiale. Anche lì poi diciamo, ma io devo pagare la tariffa sui rifiuti, però facciamo 1,5 kg di rifiuti al giorno, è qualcosa di inconcepibile, fino a che non ce li troviamo davanti questi rifiuti, non veniamo messi magari davanti a una discarica a uno dei nostri impianti, uno non si rende conto. Ma non è colpa del consumatore però. Allora diciamo che lo scarto allora diciamo che gli agenti, diciamo, del problema rifiuto sono in parte i consumatori, in parte l'industria, in parte diciamo la gestione nazionale dei prodotti, delle filiere alimentari, diciamo che ognuno può fare la sua parte. Quindi noi spesso, parlando alle scuole, parlando agli utenti, parliamo di quello che può fare il consumatore, quindi il più possibile cercare di prendere appunto le borsette utilizzabili, l'acqua di rubinetto. Che cosa vuol dire? Che evito di fare rifiuti di plastica, cercare il più possibile di avere meno scarti, quindi con confezioni semplici. Quindi la prima cosa da fare è ridurre i rifiuti. Okay? La seconda cosa è riciclare. Se diciamo con queste direttive si muovesse anche l'industria e poi anche la legislazione, comunque la tendenza è quella a creare imballaggi semplici, prodotti più alla spina, più sfusi, che adesso iniziano a prendere un po' piede, allora lì vediamo che il rifiuto inizia a diminuire. Quella è la prima cosa da fare. Poi chiaramente c'è le regole per la raccolta differenziata, ma la differenziata va fatta a valle, a monte, c'è tutto il discorso sulla riduzione del rifiuto, che è importantissima. Infatti lì però si agisce su altri meccanismi di quali il consumatore non è a disposizione, perché ovviamente quando compri una cassetta di una certa cosa ci trovi dentro c'è tutto quanto una serie di imballaggi straordinari che neanche ti immagini, c'è filo scarta a volte che non quello che utilizzi veramente, ed è spaventoso. Che cos'è che è importante che state insegnando nelle scuole? Qual è il percorso che state facendo che quindi richiede anche la vostra attenzione? Con le scuole, ho portato qua giusto per farvi vedere, questi sono i manuali del progetto scuole che noi consegniamo ogni settembre dell'inizio anno scolastico agli insegnanti, e loro possono scegliere una serie di attività. C'è il percorso acqua di cui abbiamo parlato prima, c'è il percorso rifiuti che consiste in una serie di attività di laboratorio. Quindi uno sceglie, l'insegnante, che cosa può scegliere, sì, se puntare più sulla raccolta differenziata e quindi scoprire esattamente quale materiale dove va, può scegliere la lezione sulla riduzione dei rifiuti, quindi quali sono i trucchi per non fare rifiuti, che è una lezione un po' diciamo più di ingegno. Può scegliere anche dei giochi, c'è ad esempio il gioco sui rifiuti che per i più piccolini si tratta di allestire una piazzola con un po' di bidoncini e loro invece di lanciare dei rifiuti lanciano delle palline, ogni pallina sarebbe un rifiuto virtuale, così imparano anche dove conferirla. Così poi tornano a casa e dicono mamma papà, io so adesso dove si butta il contenitore, il bricchetto del succo oppure la cappa cos'è santa. sta qua delle cozze? Perché ecco. Io la butterei nell'umido. Un problema che abbiamo noi con gli impianti dell'umido è proprio perché ci arrivano grossi quantitativi di ossi e anche gusci dei molluschi. Ma sono per antonomasia l'umido, no? È vero che sono resti alimentari, però non possono diventare concime, compost in Quindi breve tempo. Quindi le ossa del pollo, che l'ossicino della costicina, il guscio della cappasanta, il mitile e quant'altro, ecco, no. Nel territorio Etna va buttato con il secco non riciclabile, proprio perché se finisce negli impianti dell'umido, oltre a non diventare compost, cioè non diventare dopo fertilizzante concime, rimane e va a incastrare, va diciamo a danneggiare gli impianti che poi devono essere ripuliti, quindi c'è maggiori costi di manodopera e ricade poi tutto sulla collettività. Ma quanti lo sanno questa cosa qua? Pochissimi. Purtroppo non tantissimi, adesso stiamo puntando con le nuove campagne, anche a Cadone che è stata fatta di recente una serata informativa, proprio perché la gente che abita nel comune di Cadone sono bravissimi a fare la raccolta differenziata, quindi si sono superati il 70%. Hanno superato loro stessi. Ma spesso si trovava questo problemino dell'umido che non era puro.
che tra l'altro non è un problema solo nostro di Etra, ma fatalità ieri ascoltavo una buona notizia per quanto riguarda l'Italia, che è aumentata la raccolta del vetro, il riciclo del vetro, quindi la Coreve, che è il Consorzio Nazionale del Vetro, che anche Etra, diciamo, dà il vetro a loro, contentissimi, però da un lato erano, diciamo, preoccupati perché buona parte di questo vetro non era vetro, c'è tanta gente che butta le tazzine di ceramica oppure il vetro della pirofila, che non è vetro normale. Sono dettagli che magari il cittadino non sempre li conosce, però poi per l'impianto fanno danni. Sono materiali che non riescono a riciclare. Quindi allora per restare il vetro della pirofila, anziché la tazzina, il piatto caffè, dove li metti? Nel secco. Nel secco, Sì, secco non riciclabile. Secco non riciclabile, sì. È meglio buttarli nel secco piuttosto che farli fare il viaggio fino all'impianto di selezione del vetro per dopo dopo devono essere selezionati, devono ripartire da lì con un camion e ritornare al secco, e sono tutti costi, inquinamento, trasporto. Infatti. Quali altri errori sono molto frequenti? Quindi che cos'è che tante volte non ci ricordiamo o si confonde? Uno degli errori più frequenti è riuscire a distinguere che cosa va nella plastica rispetto a quello che va nel secco. Allora, fondamentalmente, che cos'è che va nella plastica? Imballaggi di plastica, quindi le confezioni di plastica, piatti di plastica, usa e getta, e bicchieri di plastica, usa e getta. Sono poche le cose, quindi le bottiglie ad esempio di plastica. Imballaggio, quindi va nella plastica. Tutto il resto, se è di plastica, ma non ricade in queste tre categorie, quindi ripeto, imballaggi, piatti e bicchieri, va nel secco. Ecco, detta così chiaramente è semplice. Poi bisogna andare a vedere i materiali, perché chiaramente abbiamo una grande varietà di materiali plastici disponibili al consumo, ok? Per esempio, il giocattolo di plastica, dove va? Plastica. Secco. Non è un imballaggio, non è un piatto, non è un bicchiere, no? Ecco. Ma perché è sempre plastica? Allora, noi sotto il nome plastica indichiamo materiale appunto plastico, quindi molto modellabile. In realtà di materiali di plastica a livello chimico ne esistono decine e decine, non tutti si riescono a riciclare. Ecco. Noi diciamo che il 99,9% dei materiali plastici, imballaggi, piatti, bicchieri usa e getta sono riciclabili, okay? Altre plastiche non lo sono, per esempio la plastica ABS, okay? Quella con cui per esempio si fanno i trolley, le valigie, è una plastica che non si riesce a riciclare, è termoindurente, cioè mantiene la forma, se si prova a riscaldare si spapola, si brucia, non si riesce. Invece le plastiche riciclabili, imballaggi, piatti, bicchieri, sono termoplastiche, quindi gli si può ridare una forma. Tipo lo spazzolino lo butti nel secco, non riciclabile. Esatto, perché non è un imballaggio, non è un piatto, non è un bicchiere. Con queste tre dita riusciamo a indovinare. Infatti, ma il famoso Tetra Pak, le cose del contenitore, quello del latte, dell'aranciata, allora, quelle cose lì. Tetra Pak, allora, da qualche anno a questa parte le cartiere si sono dotate della tecnologia per riciclarlo, perché il Tetra Pak che cos'è? Lo dice il nome stesso, Tetra in greco vuol dire 4, Pak, packaging, imballaggio, quindi 4 imballaggi. Se noi andiamo a vedere come è fatto il Tetra Pak, vediamo che è fatto all'esterno è fatto di plastica, poi c'è cellulosa, quindi carta, alluminio e ancora plastica. Okay? Il Tetra Pak, tolto il tappo e la ghiera eventuale che vanno nella plastica, sono parte di un imballaggio, va sciacquato e schiacciato, messo nella carta. Poi la cartiera riuscirà a separare, cartiere dedicate, non tutte, riescono a separare cellulosa con cui si farà altra carta da plastica e alluminio con cui si ricaverà un materiale che poi potrà essere utilizzato per vari scopi. Ma il Tetra Pak sciacquato e schiacciato va nella carta. Ho capito, è un lavoro, insomma. È un lavoraccio. Esatto. Quali altre cose si possono, perché poi qui tra l'altro vedo un kit, come si ricicla la plastica che voi avete portato qui da noi in trasmissione, ce l'hai ai miei piedi, anzi adesso magari lo sollevo un attimo. No, fermo là, lo sollevo io per carità. Allora, lo do in mano, che non venga voltato di lato perché abbiamo una parte che non è visibile. Che cosa serve questo bel kit? Questa sarebbe una cassettiera che abbiamo sperimentato alla mostra Sperimentando, fatta un gioco di parole, a Padova, che è una mostra dove partecipano le scuole e ci sono i vari stand di educazione ambientale oppure semplicemente stand scientifici. Noi abbiamo consegnato questa cassettiera che è divisa in 4 cassetti e aprendoli si scopre qual è il percorso di riciclo della plastica, cioè si parte dalla bottiglietta di plastica che poi finisce in un trituratore, viene tagliata a pezzettini piccoli, dopodiché finisce in un altro impianto che trasforma i pezzettini piccoli in ovatta sintetica,
dopodiché l'ovata sintetica diventa in pile. Allora, vediamo se riusciamo ad inquadrare il collega che allora, intanto ha aperto il sta giocando con i cassetti, il primo mi cassetto sta è la bottiglia che è uccidendo. trasparente, vabbè, la bottiglia di plastica. Esatto. Diciamo che È il primo step. Poi Secondo step. il secondo cassetto, allora andiamo a prendere, è che no, ci sono i truciolati. sto perdendo una mano dentro il cassetto. Ha avuto ecco. un grosso successo perché i bambini si divertono molto ad aprire e scoprire che cosa c'è dentro, quindi si rendono Sono truciolati conto di plastica. con le mani. E sono ricavati appunto, come diceva il collega, dalla bottiglia che viene tritata e fatta a pezzetti. Poi c'è il terzo step, che è La nostra ovatta. ovatta. Eccola lì. Esatto. No, hai scusate, aperto ho il sbagliato quarto. step, scusate, ho fatto confusione. Hai È che è saltato un questa, cassetto. esatto. Le scaglie poi vengono fuse, diciamo, e filate, diventano ovata sintetica, che ricorda appunto l'ovata naturale, ma deriva da questa. E il quarto step è la produzione di questa, che è appunto un tessuto sintetico ricavato dalle bottiglie. Per esempio questo, che è un È un cappellino giocattolo, sarebbe. cappellino giocattolo, è ricavato appunto da queste fibre ricavate dalla plastica. Quindi in questo modo molto semplice, appunto giocoso, i bambini ma anche gli adulti imparano qualcosa che appunto non è scontato sapere. Assolutamente, quindi, quello lo possiamo utilizzare normalmente nell'ordinarietà, quindi quel cappellino Ma può essere una produzione già per esempio normale. gli indumenti Il di pile sono ricavati da queste, dalla oppure bottiglia arrivi al pile. tappetini per le macchine, oppure panni in microfibra, imbottiture per i cuscini, caschi delle moto, l'imbottitura delle giacche, tutto ricavato dalla plastica delle bottiglie. No, così è molto efficace, uno almeno si rende conto dello Giustamente, sforzo sì. che sta facendo, che ha un Sì. risultato. Andiamo in pubblicità, intanto guardate nei vostri cassettini delle immondizie a casa se avete fatto bene la raccolta, dove avete messo gli ossicini di pollo o le costicine del giorno prima, se nel secco non riciclabile, come Esatto. corretto, e non nell'umido, attenzione. Pubblicità.